coroncina a Don Bosco per ottenere grazie. Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di dolore, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Offerta di vita, mio amato Gesù, davanti alle persone della Santissima Trinità, davanti alla nostra Madre del Cielo e a tutta la corte celeste, offro, secondo le intenzioni del tuo cuore eucaristico, secondo quelle dell'Immacolato Cuore di Maria Santissima, tutta la mia vita, tutte le mie sante messe, comunioni, opere buone, sacrifici e sofferenze, unendoli ai meriti della tua Santissima Madre e della tua morte sulla croce, per adorare la gloriosa Santissima Trinità, per offrirle riparazioni per le nostre offese, per l'unità della nostra Santissima Madre Chiesa, per i nostri sacerdoti, per le buone vocazioni sacerdotali e per tutte le anime sino alla fine del mondo. Ricevi, Gesù mio, la mia offerta di vita e concedimi la grazia di perseverare fedelmente sino alla fine della mia vita. Amen. Ricordati, o purissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che alcuno sia ricorso al tuo patrocinio, abbia implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, Madre o Vergine delle Vergini, a te vengo e peccatore contrito innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen. Madre mia, speranza mia, confidenza mia. Oh glorioso Don Bosco, bisognoso di particolare aiuto, a voi ricorro con grande fiducia. Mi occorrono grazie spirituali per fuggire sempre il peccato e perseverare nel bene fino alla morte, ma mi occorrono anche grazie temporali e specialmente la grazia che ardentemente desidero. Voi che foste così devoto a Gesù sacramentato e a Maria ausiliatrice e così compassionevole delle umane sventure, ottenetemi da Gesù e dalla sua celeste Madre la grazia che vi domando e una grande rassegnazione al volere di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O San Giovanni Bosco, che foste sempre così compassionevole delle umane sventure, riguardate a noi, tanto bisognosi del vostro soccorso, fate discendere sopra di noi e sulle nostre famiglie le materne benedizioni di Maria ausiliatrice.
Otteneteci quelle grazie spirituali e temporali che ci sono necessarie. Intercedete per noi in vita e in morte, onde possiamo cantare in eterno le divine misericordie nel ben paradiso. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Oh San Giovanni Bosco, quando eravate su questa terra, non c'era persona che non ricorresse a voi, senza essere da voi benignamente accolta, consolata ed aiutata. Ora in cielo, dove la carità si perfeziona, oh, quanto il vostro gran cuore deve ardere d'amore verso i bisognosi. Ebbene, guardate la mia presente necessità ed aiutatemi, ottenendomi dal Signore la grazia che ardentemente desidero. Anche voi in vita avete provato le privazioni, le malattie, le contraddizioni, le incertezze dell'avvenire, le ingratitudini, gli affronti, le calunnie, le persecuzioni, e sapete che cos'è il soffrire. Deh dunque, o San Giovanni Bosco, volgete benigno a me il vostro sguardo ed ottenetemi da Dio quanto domando, se è vantaggioso per l'anima mia, se no ottenetemi qualche altra grazia maggiormente utile per me e una filiale conformità al divino volere in tutte le cose, insieme con una vita virtuosa e una morte santa. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Insigne benefattore dell'umanità, sostegno degli infelici, consolatore degli oppressi, speranza dei carcerati, a te ricorriamo nei nostri bisogni. È grande il tuo merito presso Dio, forte la premura di renderci felici. Liberaci tutti da pubbliche e private calamità, ma particolarmente impetraci da Dio la liberazione delle anime nostre da ogni colpa. Fa che noi usciamo dalla schiavitù del peccato, che viviamo nell'osservanza della divina legge e nella pratica di tutte le virtù. A ciò meritiamo la felicità di godere con te la pace dei giusti. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O San Giovanni Bosco, amico delle anime, a voi raccomando la salvezza dell'anima mia, voi che aveste un palpito di carità per tutti gli umani bisogni, ottenetemi da Dio, ve ne prego, la grazia che ardentemente desidero e che tanto mi sta a cuore. A me e a tutti i miei cari impetrate la pace dello spirito, la conformità ai divini voleri e la perseveranza nel bene. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci benedica, ci saudisca, ci protegga da ogni male, il glorioso San Giovanni Bosco, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia, siano lodati la Santissima Trinità, i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria.